Agrigento sono state riavviate le rimozioni della cartellonistica non conforme sul territorio del comune a cura dell'INPA, dopo un incontro tra amministrazione e concessionario e sulla base del nuovo piano generale degli impianti approvato su iniziativa dell'amministrazione comunale. Si prosegue nelle attività volte ad assicurare la conformità al piano degli impianti presenti nel territorio. Ascoltiamo in proposito la vice sindaco di Agrigento con delega all'urbanistica Elisa Virone. Negli ultimi mesi, a dire il vero già dall'inizio del nostro mandato, abbiamo particolarmente prestato attenzione alle attività di riordino della cartellonistica e degli impianti pubblicitari presenti in città. Lo abbiamo fatto da un canto ponendo attenzione ad un profilo di controllo e di legittimità della impiantistica presente in città con delle importanti e copiose attività di rimozione degli impianti. Nello stesso tempo abbiamo proceduto all'approvazione su input dell'amministrazione comunale in consiglio del piano generale degli impianti pubblici e privati. Questo cosa ha consentito in queste ultime settimane? Che per il tramite del nostro concessionario, l'INPA, si sta provvedendo già da diverse settimane alla rimozione degli impianti che a questo piano generale degli impianti non risultano conformi, quindi in particolar modo quegli impianti che non sono dotati, diciamo, di profili identificativi che li rendano legittimi, sono proprio in queste giornate oggetto di rimozione a cura dell'INPA. Altresì l'INPA, oltre a proseguire questa attività appunto per rendere conforme quanto presente sul territorio rispetto alle previsioni di questo piano generale recentemente approvato, sta curando tutta l'attività di manutenzione degli impianti che spesso, diciamo, ci risulta evidente, bisognano proprio di un'attività di manutenzione che poiché è prevista contrattualmente è stata espressamente richiesta dall'amministrazione e a questo altresì si sta dando seguito. Sono importanti questi passaggi perché oltre che assicurare decoro urbano ripristinano un profilo di legittimità sul territorio che sino a qualche tempo fa risultava davvero fortemente carente.